Scordatevi l'idea che lo Stato siamo noi. Fino a che ci consideriamo cittadini e non esseri umani sovrani, restiamo succubi degli Stati. In questo sistema ogni Stato ha diritto di vita o di morte sui suoi sudditi. E non può esistere felicità se ti consideri cittadino, non esiste sovranità senza avere capacità giuridica autonoma. Non può esistere democrazia senza libertà e capacità di agire direttamente sul bene comune. Se la cultura e l'istruzione ricevuta sono state imposte, esse non portano al libero arbitrio. Il futuro ricostituito Regno di Sardegna, dove i regnanti sono i singoli esseri umani, pone come massima espressione di civiltà la libertà individuale e collettiva, in antitesi con le risultanze nefastamente evidenti del sistema occidentale attuale, che si spaccia truffaldinamente per democratico. Non può esistere democrazia in un sistema delegativo. Essa è la risultanza di strategie elitarie per illudere la gente che può incidere sulla vita sociale, legislativa e giudiziaria e quant'altro. Ambiti delegativi ed elettivi tramite votazioni sono la negazione della libertà e della democrazia. Le deleghe sono state fatte apposta per togliere dalle mani della gente la effettiva gestione di uno Stato. Non può esistere libertà collettiva se i singoli esseri umani non sono sovrani regnanti che hanno costruito da se stessi la loro cultura. Specifichiamo quali sono le competenze irrinunciabili per ogni essere umano sovrano. Libertà di pensiero innanzitutto, libertà di dissentire senza timore di ritorsioni, di confrontarsi alla pari con chiunque, sia esso un semplice individuo o un altro sovrano che abbia delle funzioni istituzionali riconosciute all'interno della società. Libertà assoluta di confronto. Un semplice individuo deve poter esercitare in qualunque momento la capacità di rivendicare qualunque sua istanza, prima in ambito locale di contrada e poi in ambiti successivi. Libertà significa poter avere libero accesso alla cultura e all'informazione, in maniera assolutamente paritetica con qualunque altro individuo sovrano, capacità autonoma di discernimento. Pensiamo al diritto di autoformare la sua personalità senza condizionamenti nemmeno scolastici. Il corretto concetto di libertà democratica si forma soprattutto a scuola. Fino a che il ragazzo ha compiuto i 12 anni di età, la sua formazione sarà intesa solo con criteri di autoistruzione, di modo che le risultanze degli apprendimenti non siano generalizzati verso stereotipi comuni o imposti, ma secondo il grado di sensibilità personale. Dalla diversità di apprendimento possono nascere eccellenze. Di contro, dall'appiattimento culturale nascono solo individui conformi ai bisogni egoistici ai quali le società non democratiche ambiscono. Ogni studente e qualunque individuo sovrano di qualsiasi età deve poter avere libero accesso a studi universitari di eccellenza, che ritenga possono essere utili a se stesso, alla sua famiglia e all'ambito socio-economico in cui svolge o svolgerà la sua opera. È quello che noi chiamiamo autoistruzione e autocultura. Uno studente di qualunque età non deve essere considerato, come attualmente succede, come un peso morto per la società. Esso, in ambito autoformativo e autoistruttivo, è un investimento per il futuro. Libertà significa poter essere messo nelle migliori condizioni per realizzare i suoi sogni, siano essi intellettuali, aziendali, produttivi, manageriali e quant'altro. Libertà significa avere libero accesso a legiferare e giudicare. Libertà significa anche essere messo nelle condizioni di eseguire sentenze. Libertà significa poter incidere sul percorso di progresso della società. Significa che se chiunque abbia qualche informazione o pensiero, deve poterlo trasferire liberamente a chi abbia interesse ad acquisirlo. Pertanto non può esistere un esclusivo circolo vizioso informativo che altrove definiscono come albo professionale dei giornalisti. Esso è una limitazione della libertà collettiva. Il Regno di Sardegna sarà composto da
individui sovrani regnanti che di volta in volta possono essere dispensatori o fruitori di notizie, cultura e opinioni finalizzate ad un effettivo progresso democratico della società. Libertà significa che se un qualunque cittadino, chiamiamolo ancora cittadino, ma non è la definizione esatta, è meglio chiamarlo essere umano sovrano, abbia un qualunque progetto di qualunque natura esso sia, se valido o utile, deve essere messo dallo Stato, se ancora di Stato si vuole parlare, dato che abbiamo usato il termine cittadino, usiamo il termine Stato. Deve essere messo nelle migliori condizioni di poterlo realizzare. Libertà significa essere sempre se stessi, significa possedere una personalità non imposta né dalla scuola né dall'informazione settaria, senza condizionamenti né barriere. Libertà significa che non devono esistere limiti alla realizzazione della propria personalità esclusiva.